Siamo contenti perché la Canzilio sta ritornando la gara che era e che probabilmente potrà essere. 21 settembre 1924, 25 agosto 2024, la Vittorio Veneto Cansiglio compie 100 anni e lo fa con una gara che è diventata una festa che ha visto un bellissimo connubio tra sport e spettacolo. Era doveroso festeggiare in questo modo il centenario, ci abbiamo messo tutte le risorse possibili, ma grazie al contributo anche del Comune di Fregona, della provincia e della regione siamo riusciti a rimettere in pista a questa gara. Poco meno di 6 chilometri in salita, tra curve e panorami splendidi che fanno della Vittorio Veneto Cansiglio una delle cronoscalate più belle d'Europa. Secondo me è la più bella d'Europa perché è un percorso complicato, difficile, tecnico e quindi chi fa la Cansiglio è un pilota di un certo livello, quindi chi corre qui significa che la macchina e l'auto la sa padroneggiare ed è un pilota maturo, quindi siamo contenti. Una storia mitica, quella della Vittorio Veneto Cansiglio, che ha visto in un secolo di vita confrontarsi con questa cronoscalata alcuni tra i più grandi piloti, da Nuvolari a Nesti, da Baricchi a Zarco. Ha un percorso che si caratterizza per difficoltà, quindi è molto tecnico, non è assolutamente facile e coloro i quali si iscrivono veramente si mettono alla prova. Per la cronaca, la 42esima edizione è stata vinta dal trentino Diego De Gasperi della vittoriese V-Motorsport, sport e spettacolo che fanno anche da volano all'economia del territorio. Penso che fra qui e Regalotto del Carilon ci siano molto più gente che gli interi abitanti del nostro comune, quindi va benissimo. Lavorano le attività economiche, il pubblico si diverte, c'è molta sportività e quindi va bene.